Quarta corsa, il confronto più affollato del pomeriggio, 12 al via, una categoria G sul miglio, lo schieramento 1 Hulk Grad, 2 Ultimo Prinsi, 3 Vaciglia, 4 Ute del Ronco, 5 Ubertà dei Venti, 6 1P, seconda linea 7 Tango Quick, 8 Un Tuono da Barco, 9 Vidal ZS, 10 Ultrasfont, 11 Tisserand B, 12 Vento Spritz. Ubertà dei Venti raccoglie le nette simpatie del pronostico, numero 5 dello schieramento, Antonio Di Nardo in sediolo. Vediamo intanto le fasi di lancio con la velocità iniziale di Ultimo Prinsi che si oppone a Ute del Ronco, al largo c'è già Ubertà dei Venti, la corda Hulk Grad, via via gli altri. Intanto Ubertà dei Venti insiste nella sua progressione, Ultimo Prinsi al comando al completamento della piegata, 200 iniziali svelti, se ne vanno in 14,9, insiste però Ubertà dei Venti, va su Ultimo Prinsi che dopo 300 metri di gara lascia sfilare l'avversaria e favorita, e in 400 metri Ubertà dei Venti guida, nuova leader dunque, 29,4 però la spesa, all'esterno c'è la progressione di Tisserand B che si trascina, Vento Spritz. Seconda posizione in corda per Ultimo Prinsi avanti a Ute del Ronco, poi Hulk Grad e Tango Quick, questo è il gruppetto di coloro che cappeggiano la corsa, mentre il passaggio davanti alle tribune avviene con il tempo di 45,2, poco più di 1,15 al chilometro. In vantaggio si mantiene Ubertà dei Venti, mantiene andatura più che sostenuta. In terza pariglia intanto ha spostato Hulk Grad, ma è sempre Ubertà dei Venti che dopo un mezzo miglio in 1 minuto e 7 decimi comanda la corsa. In seconda posizione si mantiene Ultimo Prinsi e il chilometro viene percorso in 1,16,4. All'esterno insiste Tisserand B, si trascina Vento Spritz, Tisserand B cerca l'aggancio con Ubertà dei Venti, una piccola difesa, ma a 400 dalla conclusione è ancora lì al sediolo della battistrada Ubertà dei Venti che affronta al comando la curva conclusiva. Ha ceduto invece Vento Spritz e cerca di progredire Hulk Grad, lungo la corda è sempre Ultimo Prinsi, poi Vento Spritz che ha dovuto ripiegare in terza posizione, retta d'arrivo con Ubertà dei Venti in vantaggio, Tisserand B generosamente ancora all'esterno, alla corda c'è Ultimo Prinsi, finale con Ubertà dei Venti che controlla la situazione e vince ancora largamente, secondo posto sul palo che si contendono Ultimo Prinsi e Hulk Grad che nel finale raggiunge l'avversario 1,15,5, il ragguaglio conclusivo 31 e chiudere, immediato raddoppio di Antonio Di Nardo con Ubertà dei Venti favorita 1,50 al totalizzatore. Andiamo a vedere per la seconda e terza moneta, mentre Ubertà dei Venti in percorso di testa vince davvero molto molto bene. Ancora a segno dunque la connection Antonio Di Nardo e Gennaro Casillo. Per il secondo sul traguardo è Hulk Grad che probabilmente ha ragione di Ultimo Prinsi.